portato Valentino da Mele Motorsport per fargli due domande molto velocemente perché abbiamo poco tempo. E in questo caso ho un ospite d'onore che sta facendo un bordello ai pazzi. Giro. Lo faremo con sta per fare. Io stai fa. Tony, figo! Ciao, aiuto! Mi fa vedere un po' i documenti, per favore, non ce li ho. Allora, prendo Valentino che sta entrando in auto, tra l'altro con i tacchi, quindi non immagino cosa possa uscire fuori. Ciao. Diego! Vale, sei pronto? Oddio! Diego! Cioè, ma devo mettere il casco! Tony, tu sei pronto? Prontissimo! 3, 2, 1, si parte! Aiuto! Allora, cioè, veramente, io chiudo gli occhi, cioè, Qual è il nome del fondatore della Fiat? ho paura! Cioè, no! Provaci, Vale, provaci, ci riesci? Aiuto! Vale, a te piace la Fiat? Ma se mi si staccano i piedi, che succede? Diego, se mi si staccano i piedi! Vale, come si stacca di Vir? Ma veramente? No, veramente. Vabbè, urla. Oddio! Ma mi vedo alto! Mi vedo Ti vedi alto cosa che stai in macchina, Vale? Aiuto, sento veramente. Ma no, veramente, ma che cosa succede? Vale, testa piacere, 350 cavalli. No, vabbè, cioè ti prego. Vale, rispondimi a Diego! questa che è semplicissima. Quale? In che verso vanno i pistoni? In che verso vanno i piccioni? No, i piccioni. I piccioni volano! I piccioni volano, lo sappiamo. Aiuto! Ma io non vedo, però non vedo niente! Ma non ne ha guidato tu. È pieno di fumo! Aiuto! Stanno appena passando qui sotto il mitico Tony Figo che ci sta facendo ballare Valentino. Vale, ultima domanda. Vale, ultima domanda, sei pronto? Sì, ultima domanda! Di che categoria è la patente per guidare un'auto normale? Aiuto! Ah! Diego, ma slitta! Sta slittando! Sta slittando, ragazzi! La macchina Sta slitte! slittando! Basta! Quanto ti Basta. piace slittare, Vale? Tanto! Ma se la macchina slitta, no, ti prego, dai. ho paura! Fai una domanda qualsiasi a Tony, Ma vai! dove l'hai comprata questa macchina? È una macchina da montagna! È da montare questa macchina No, di ancora! mi sto sentendo male col fumo, veramente! Chiudi un attimo! E non fumava, Valentino! Dai, mi fa male, Vale, ti sei dato un po' di giuline. Dai, però, Diego, mi sta facendo male il fumo! Io penso che se non gli è venuto un infarto è quasi arrivato al traguardo. Vediamo la reazione di Valentino quando uscirà dall'auto, perché sono veramente curioso di sapere a caldo la sua reazione. È bruttissimo qui sopra, aspettate che mi tremano le gambe! Mi tremano le gambe! Come ti senti? Oddio! Ah! Oddio, non mi sento vivo! Sei vivo però. Ti prego, Diego, mi sento tutto frizzante!